Il 16 di agosto, sul far della mattina, il boia aveva disposto l'orrenda ghigliottina, mentre Caserio dormiva ancora senza pensare al triste orrore. Entrò nella prigione direttore prefetto con voce di emozione, svegliornò il giovinetto, disse svegliandosi: che cosa c'è? È giunta l'ora, alzatevi in piedi. Udita la notizia, e si cambiò all'istante, veduta la giustizia, stupì tutto tremante. Gli chiesero prima di andare a morire, dite se avete nulla da dire. Così disse al prefetto: allorch'io morto sia, prego questo biglietto, date alla madre mia. Posso fidarmi che lei lo avrà, mi raccomando, per carità. Altro non ho da dire, schiudetemi le porte, finito il mio soffrire, via, datemi la morte. E tu, mia madre, dai fine al duolo e datti pace del tuo figliolo. E poi con precauzione dal boia fu legato in piazza di Lione, fu quindi trasportato e spinto a forza il capo entrò nella mannaia che lo troncò. Spettacolo di gioie la Francia manifesta, gridando evviva il boia che gli troncò la testa. Gente tiranna e senza cuore che sprezza e vide l'altrui dolore. Allorché ebbe avviso l'amata genitrice, le lacrime sul viso scorreano all'infelice. Ora contenta la madre almeno, via di morire, stringerlo a sé. L'orribile dolore gli fe bagnare il ciglio, pensar solo al terrore che gli piombò nel figlio. Misera madre, quanto soffrì, quanto tal nuova del figlio di. Io pregherò l'Eterno, o figlio sventurato, che dal tremendo averno
ti faccia liberato, così pregando con forte zelo l'alma divina ritorni in cielo. Così pregando con forte zelo l'alma divina